Ciao amici! Ebbene sì, a bordo di ancora questa cosa sconosciuta che non so se mai vi farò vedere. Sto andando al mare a trovare un amico e ho pensato di farvi vedere come uno snowboarder può mantenersi in forma e fare delle cose che comunque riguardano lo snowboard anche d'estate. Bando le ciance, ce le bando. Vabbè, solita magia e in un secondo saremo in relax totale. Pronti? Oh! Voilà! Palle al mare. E da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza. Anche farlo pipì in acqua. Pisellino! Ebbene sì, sono a Jesolo, al lido di Jesolo. E se sono qui, oltre che per ovvi motivi, sono venuto per farvi vedere come si allena. Una parolona. Uno dei più grandi talenti dello snowboard italiano, un mio grande amico e un compagno anche di mille avventure. Praticamente lui. Ci siamo. Dimmi cosa facciamo oggi. E ora abbiamo una slack, abbiamo materasso qua, tireremo su come un trampolino. Dopo quick surf, che è l'unica onda che si può trovare in Adriatico. Poi giretto in sappetto, cap E qualche birrettina. e qualche birrettina tramonto. Ale! Questa la c'ho nella festa di un amico che fa in terrazza. Jesolo party. No, tipo è lei. Solo roba seria. Serve l'invito? Certo, sei con me. Grande. Io non so Io ogni neanche settimana- stare in piedi. Non ho mai provato. È difficilissimo. All'inizio devi sviluppare un po' muscoli, l'equilibrio, no? Ti giuro diventa come camminare sopra un'asta. La mia asta? Ma così Poi- alta? No, aspetta. Di solito la metti bassa. Poi quando cominci a rimbalzare, a fare un po' di stronzata, la metti più alta. Io potrei partire subito alta. Beh, per forza. Sai dove va a finirmi la Forte. corda? In mezzo ai maroni al 100%. Le chiappe come siamo messi? Passano. Test numero 1. Ma non ti si segano le palle così? Secondo te sarei così tranquillo, eh? Perché ormai che ce l'ho d'acciaio. E lì. Madò che relax, Bridge. Sei incerto ad andare in snowboard? Prova con la slackline, con Nicolas Bridgman. Ora ci tocca fare senza le montagne. Lì. Ah, si è già mollata. Mamma. Vai Brigi, fammi vedere cosa serve lo snowboard. Sembra anche qualcosina quando è bagnata, hai presente? Che passe le trovi te? Quelle vecchie fanno così. Io non imparo ad andare in snowboard e poi... Attenzioni! Madò, Brigi, che stompi. Questo era backside, adesso lo fai in frontside? Sì. Madò, che scioltezza. Lo faccio io, ginocchia rotte, subito. Au! Mancanza delle montagne! Madò. Forse questo lo faccio anch'io. No, questo magari no. Ah, che bello! Mado! Guarda con che nonchalance. Anche solo camminare per me è possibile. Poi non c'è la neve, venite a Jesolo, c'è sempre patate e birra, eh. Quella non manca mai. Madò. Faccio la B. Au. Occhio lì, eh. Che rischio. Per me è impossibile. È ben difficile. No! Vai, Brigi. Quando ti rompi una gamba o baiotte se te tagli qua. Se ci sei gioielli dopo tocco. puoi guardare paradrio e donne, no davanti. No! Ah. Wow. No, tenuta. È mancato poco. I gioielli di Brigi. Minchia. Mutande di ferro, sai? Mutande di ferro. Robby. Scusa. Vai. Wow. Madò. C'era! Pensa se fosse un railing skateboard. Lì. È duro. Lo mostriamo a Maffei questo. Uopa. Yes! Bella Brigi. Ah! Brigi, visto che ogni tanto ti tocca anche lavorare, dove andiamo adesso? Fare l'UFO. L'UFO. Sì, tocca lavorare. L'UFO è quella roba lì, quella roba mortale lì. Puoi salire? Ok, l'UFO lo provo anch'io. L'UFO. Grazie Brigi di questa esperienza. Tieniti. Che probabilità c'è che mi schianto contro di loro? Altissima. Bene, andiamo a morire. Maria, Madò. Il casco e il giubbetto, manco in snowboard sono così. Madò, la morte. So che mi fa morire quel bastardo, lo so già. Tieni, parola, tieniti. Ale! Porca puttana. So che muoio. Ciao! Porca puttana. La curva! Sto bastardo! No, vabbè! No! Vale. Ma vabbè, che figo! So già io che lo rifà! Ah, vabbè, ma che cos'è? Io voglio farlo tutti i giorni! Merda! Fighissimo! Madonna! Si vola! Ogni curva si vola! Bastardo! Fa apposta il criminale! Ma che bomba! Ma basta! Minchia! Bellissimo! Madonna! Bastardo! Ma finirà sta roba! Eccolo! Ma vaffanculo! Che bomba! Ma quanto dura? Oh, ma sei scemo! Bastardo!
Che bomba! Troppo divertente, troppo divertente. Facciamolo tutti i giorni. In pratica un giro in barca dura quarto d'ora, 20 minuti ed è una delle cose più divertenti e inimmaginabili che potete fare. Questa cosa è mortale, mortale. Trainati da quella roba lì. Quanti cavalli fa sta roba? 430 su una roba che peserà 20 kg, figo. Troppo divertente, Bridge, fighissimo. Qui fate anche wakeboard. Ogni tanto ti tocca anche lavorare però. Sì. Però è bello. Che bello. Guardi così. Spacca questa. Si è alzata subito. Non dicevi mai piano però prima con l'UFO. Vabbè, una tipa. Devo insegnarli io. Ti lancio io. Vai. E volendo si fa anche wake surf. Vai vecchio. Vecchio. Vai vecchio. Metti il peso sui talloni, così esci fuori dall'onda e dopo da lì rientri dentro, ok? Mettendo il peso sulle punte. Dai. Ok. Fermo. Vai un po' più veloce. Piano. Easy. Eccolo lì. Dopo questa. No. Ok. Eccolo. Piega le gambe. Ok. Che aspetta. Come andare in acqua. Così. Se vede, crede. Dalla teoria alla pratica. Buona. Cosa ci fai switch? Ti hai switch. Che romantico Jesolo al tramonto. Ma no, sarebbe da limonare. O bere una birretta. Ma che bello però. Certo che ci vorrebbe solo una cosa adesso. Due. Tipo. Oh. Eccolo qua. Servizio al tavolo. Che bello. Non si beva al mare, eh? Piuttosto posso morire. Che bellezza. Salute. La Faust. Salute. 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 Mado. Perché andiamo in montagna ancora? Mado. Stavo per morire. Birra. 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 Cosa si può volere con la pizza? Anguria. No. Eccolo qua. A me va benissimo. San Miguel ne ho prese un po'. Guardalo. Prendo 4 però San Miguel. Va bene. Vabbè. Tanto non si vede niente. Salute. Adesso del discorso che l'uomo, dopo un po', il suo istinto prevale, ha ragione. E quindi cosa deve fare? Chiavare. C'è poco da fare. A caso, in base a quante birre beve. No, si apre un cerchio abbastanza ampio dopo. Sì, beh, quello sicuro. Hardel qua, trainato da una moto. Occhio. Occhio alle radici. 2 minuti tira una cartella. Rischio è. Schivato la ruota di millimetro. Collina. Che mi sento un po' in colpa. Vai. 3 San Miguel da litro. Sì. Salute. Salute. Che cos'è? Salute. Grazie. Sta giù. Qualcosa con rum, miele. Che aspetta. Ecco la fine della serata. C'ho un orecchio fuori. Ma vai, perfetto, Bridge. Bridge e la lezione di moto. Hai mai guidato una moto a marce? Un ciao. Non aveva le marce, ciao. No, però comunque sono andato su un muro. Ma non è il momento giusto adesso per guidare una moto a marce. Ah, voglio provare. Ok. Bridge, ti spiego. Dopo aver messo la prima, la mano destra del gas, così, guarda. No. Sì, tutto, tipo Valentino. E molla la frizione di colpo. Bridge, sei prima. Quindi faccio. Che hai mollato perché? Perché? Ah, digli dov'è il freno. Frena. Basta, faccio il prima. Io la vedo malissimo. Vai Bridge, prima, seconda, terza, manetta. Non sta bene sulla moto. Benissimo. Non ho mai visto uno guidare la moto così male. No. Adesso vuoi comprare una moto, vero? E allora? Ora occhi e pinoli, vecchio. Che pinoli. Pieno di pigne qua. Ale. Taglio. C'era, dai. È buono. Poi quando c'è vento si può fare questo. Kitesurf, windsurf, da Brigi. Madonna. Poi se non volete fare windsurf c'è sempre l'opzione bragotto. Eccola qua. Che ridere però. Ma che ce la facciamo a fare una fenicotterata. Occhio. E si va, e si va. Roby Bragotto e il suo vlog di stronzate. Non è vero. Sono la cosa più seria che abbiamo fatto in 2 giorni. L'elicottero che vola. Madonna. Bridge, di la verità. Ho delle idee geniali. Ma che potreste farlo questo come nuova attività, Mettisi una bella tipa qua sopra. Ti chiamo Ugo. Saluta Ugo. Ciao Ugo. Oh. Pericolosissimo. Vai Brigi. Madonna. Da paura. Hai visto un fenicottero andare così veloce? Madonna, si vola, si vola. Che sto impennando col fenicottero, Bridge. Vediamo l'onda. Eccola. Io non la vedo, ma. Yeah. Parcheggiamo il fenicottero. Grazie fenicotterino. Oh, fenicotterino.
Anche secondo me lo decapiti. Cioè tu mi stai dicendo che andiamo in due su una tavola e io dove cazzo attacco? Mi siedo? Vado. Allora! Ma non è un po' complesso sta roba? Vado! La boa! La boa! Era meglio col fenicottero che così, bello l'acqua fresca di mare sul pisellino. Mamma adesso piscio. Pisellino! Bridge, siamo troppo a largo, per andare a trovare i tuoi amici in barca, figa. Cari amici, Bridge è caduta la vela, come può succedere. Sta cadendo di nuovo. Siamo in mezzo al mare, Bridge, porca puttana, larghissimo. Spera che non ci siano meduse. Non dire così, dove siamo? E se non riusciamo più a tornare? Un po' paura adesso. Oh Bridge, ma tutte queste cose che fai, no? Ti aiutano un po' nello snowboard? Certo sì, ad esempio non c'entra proprio un cazzo. No, abbiamo perso la boa. Merda. No! Stiamo per morire, stiamo per morire. Dai, te la fatti alla boa. No, non ce la faccio, cado. Tirala coi piedi. No, come che? Prendila. Non ci arrivo! La faccio! Ma non è possibile. Bridge, vedo la boa! Anche i tuoi amici lì! Dai che la prendiamo, Sì, ciao! Ciao boa! Sei inutile, no? Grazie, era una tua idea. Stiamo per morire! Bridge, vedo la Croazia! Cosa stiamo facendo? Mi vorresti qui tutti i giorni, vero? Abbiamo la boa, Bridge! Io sto qua, Adesso cosa facciamo se siamo alla boa? Niente? Cioè moriamo qua? Bridge, se moriamo qui nel mare Adriatico. Mare Adriatico no. Arriva fuori lo squalo. Dopo aver girato oceani e roba, moriamo qui. Sappi che ti ho voluto bene, Ricordati di me che probabilmente siamo alla deriva. Io so che muoio adesso. Io magari salgo dalla scala però. Oh, il motore dov'è? Il motore. Il motore. Ciao. Non badate alla GoPro in testa. Finalmente andiamo a fare una delle mie attività preferite dopo la birra. Beach, la birra. Ah, tu no? Ho visto ieri sera. Attento che tra un po' non mi vedi più. No, voglio che stai qua. No, sto qua. Salute. Vai Bridge, spiegami come morire. Eccoci. Allora, sai che qua ci sono le pinne, no? Ecco, bene. Te lo faccio vedere in acqua perché sennò qua è difficile. Ciao. Metti il traverso e metti il piede. Ecco la teoria. Adesso ti fai fare il culo dal nonnetto. Vabbè, ci credo. Bevutissimo. Bello. Depilato da un 69enne, guardalo qua. Che vergogna, che vergogna. Lago Adriatico. Guardalo lì. Ma si può. Stai facendo pipì? Tutti in pipì dalla barca. Partire con le pinne in su. Osti, occiola. Bella Brigi. Anche per questo episodio è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like e a scrivere un commento qui sotto. Come avete visto, Nicolas Bridgeman ha una bellissima attività a bordo mare ed è super divertente, al lido di Jesolo. Insomma, vi lascio il link in descrizione. Vi invito a seguirmi su Instagram, dove pubblico tutte le mie foto e i miei ultimi lavori. Instagram, questo qui. E soprattutto vi invito a iscrivervi nel mio canale. Se non volete iscrivervi perché ve lo dico io, iscrivetevi perché ve lo dicono loro. Ehi ragazzi, iscrivetevi al canale di Robby Bragotto, non ve ne pentirete. E anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima, che spero sia presto. Ciao!